Donne con stipendi più bassi di quelli degli uomini e Padova, provincia maglia nera, con un gap registrato dalle analisi di Veneto Lavoro maggiore che nelle altre realtà della regione. È per superare questa differenza, che rischia di sfociare nella violenza economica, che il Veneto si è dotato della legge regionale 3, disposizioni per promuovere la parità retributiva tra uomo e donna. La legge intanto stabilisce un principio, quindi il principio della parità retributiva, quindi che non è un principio sì stabilito nella Costituzione italiana articolo 36, ma sostanzialmente non è così scontato, anche avendo visto l'ultimo rapporto sull'occupazione biennale maschile e femminile presentato dalla Consigliera di Parità regionale, in cui si è visto che c'è ancora un divario retributivo tra maschi e femmine. La legge istituisce tra l'altro il registro delle imprese virtuose, partendo da quelli che sono dati di fatto. Una donna economicamente forte, uguale all'uomo, ha la possibilità di essere indipendente e di poter fare delle scelte in modo autonomo e quindi essere più libera. Arrivano a me attraverso telefonate, attraverso mail, richieste di aiuto proprio perché c'è una violenza al lavoro legata proprio alla, come posso dire, alla disuguaglianza e quindi all'impossibilità dell'affermazione professionale di una donna. Una distinzione, quella del genere, che va superata, sottolinea lo psicoterapeuta Mirko Casteller. Noi non possiamo pensare di utilizzare la figura femminile come elemento compensativo di un'assenza di nuova manodopera, facendo crescere magari quel ruolo in termini sociali. Oggi il tema è superare il genere, le persone vanno valutate per le competenze. Quindi cosa significa? Passare da una logica del dire genere a una logica del fare genere, che è un'operazione completamente diversa, una prospettiva diversa, dove anche la violenza, che lei giustamente citava, viene fortemente ridimensionata, perché è relativa al rapporto tra persone. A Padova il Comune sta monitorando il benessere della donna nell'ambiente di lavoro attraverso il Family Audit. Grazie ai dati raccolti con questa certificazione abbiamo potuto anche verificare come strumenti quali lo smart working, il lavoro agile, insomma, nell'ente pubblico sia ad esempio uno strumento che facilita l'inserimento e il fatto che le donne restino al lavoro anche ad esempio dopo la maternità. Abbiamo banalmente potuto verificare che con questi strumenti diminuiscono moltissimo il numero delle ore di permesso che le donne con figli minori di 12 anni chiedono nel corso dell'anno.